Difficile settimana vissuta nel carcere di Santabona. La comandante della polizia penitenziaria ai nostri microfoni spiega che sono spuntati droga, cellulari e anche un coltello tra i detenuti. I facinorosi sono stati trasferiti. Un altro grave infortunio nella Marca, operaio quarantenne rischia di perdere il braccio quasi amputato dopo essere rimasto incastrato nel tornio. Il dramma a Montebelluna. Domani alle 9:45 su Antena 3 la diretta della cerimonia dell'anno giudiziario 2023 in Veneto. Alla vigilia il punto della situazione sulla giustizia con la grave emergenza di personale. Parla Nordio. Si sente male fuori dal supermercato Ali in via Milani a Treviso. 78enne salvato in extremis dai dipendenti che hanno utilizzato il defibrillatore. Non si può dividere il paese, in questo momento serve coesione sociale. Tutte le perplessità di Confindustria Nazionale Veneta sull'autonomia e sulle 23 materie nel convegno sul futuro delle regioni. Stop fino al 30 giugno per il pilone della Benetton e della Nazionale Ivan Nemer, che regalò una banana marcia al compagno di squadra Cherif Traoré. La decisione del Tribunale della Federazione. Lo spettro della chiusura dello stabilimento Safilo di Longarone fa scoppiare la rabbia dei lavoratori. Stamane sciopero e assemblea. Fermare questa tragedia, dicono. Giornata della memoria alla caserma Cadorini, il campo di concentramento di Monigo. A Treviso la commemorazione delle vittime alla presenza del ministro Nordio. Domani a Sant'Artemio la posa di 4 pietre d'inciampo. Ben ritrovati, TG Treviso, si parte dal carcere, andiamo a Santabona, la difficile settimana vissuta e ce la racconta la comandante della polizia penitenziaria. Ai nostri microfoni spiega che sono spuntati droga, cellulari e poi un coltello. Vediamo. In quest'ultima settimana purtroppo ci sono stati diversi eventi critici in istituto, ci sono state purtroppo aggressioni al personale, 2 incendi e rinvenimento di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti. È la comandante della casa circondariale di Santabona, Maria Grazia Grassi, a tracciare il bilancio della difficile settimana vissuta all'interno del carcere, dove un 60enne lunedì sera ha appiccato il fuoco al letto della sua cella e dove un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da 2 detenuti. E purtroppo abbiamo rinvenuto anche una vera e propria arma, perché era un coltellino di 17 centimetri. Quindi è chiaro che la preoccupazione è soprattutto per il personale che si trova a fronteggiare queste emergenze. Il personale di Treviso però è tutti, chi era in servizio, chi era in caserma, da casa e da soli con le nostre forze siamo riusciti per fortuna ad arginare ed evitare che la situazione degenerasse, perché i protagonisti di questi episodi istigavano la restante popolazione detenuta a porre in essere una rivolta. I soggetti che hanno dato vita a questi disordini sono stati allontanati e destinati ad altre strutture. Come sovente accade, poi nella nuova sede decidono di assumere un atteggiamento diverso, perché chiaramente anche per loro non è bello essere trasferiti da istituto a istituto, perché significa appunto allontanarsi dai legami familiari e da quello che hanno costruito negli anni nelle sedi. Però ripeto, io voglio proprio pubblicamente ringraziare il personale di Treviso, che è stato veramente unito e ha saputo fronteggiare le situazioni di emergenza. Infortuni sul lavoro, ieri l'inizio del processo dopo la tragedia in cui morì Mattia Battistetti. Oggi un altro infortunio sul lavoro, rischia l'amputazione di un braccio, un quarantenne. Andiamo a Montebelluna. Pochi istanti ed il braccio è rimasto incastrato in un tornio. Grave infortunio sul lavoro questa mattina alla Mates, azienda leader per la progettazione e la costruzione di stampi di piccole e medie dimensioni per l'industria. Un operaio di 41 anni, intorno alle 10:30, stava lavorando con un tornio quando il braccio è rimasto agganciato al macchinario, intrappolandolo. Le urla del dipendente sono state sentite dai colleghi che si trovavano lì vicino e che hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto, in via Achille Grandi, sono arrivati gli operatori del SUAM 118. L'arto nell'incidente è stato parzialmente amputato. Viste le condizioni dell'operaio che lavorava nell'azienda da qualche tempo, prima è stato stabilizzato e poi è trasportato immediatamente all'ospedale di Padova, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi. Gli uomini dello Spisal, intervenuti poco dopo, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'ennesimo infortunio sul lavoro e appurare se tutte le prescrizioni antinfortunistiche erano
erano state rispettate dall'azienda. Solo ieri in tribunale a Treviso la tragedia di Mattia Battistetti, il 22enne che nel 2021 venne travolto da 15 quintali di impalcatura che si erano staccate da una gru, incidente che avvenne in un cantiere di Montebelluna, così come l'infortunio di questa mattina. E ora il grave incidente sul lavoro di ieri a Carmignano di Brenta, resta in prognosi riservata. L'operaio trentenne è ricoverato a Padova, migliora invece la donna che è stata portata a Treviso. Resta ricoverato in prognosi riservata per un grave trauma cranico nell'azienda ospedaliera di Padova l'operaio trentenne di San Zenone degli Ezzelini, volato da 7 metri di altezza dal tetto della cartotecnica veneta di Carmignano di Brenta. Ferita in modo grave ma non in pericolo di vita, resta ricoverata al Cafoncello di Treviso la donna di 44 anni, dipendente di un'azienda di impianti di Borso del Grappa, che era con lui. L'incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì. I due stavano eseguendo dei lavori di manutenzione sulla copertura del capannone, ma secondo il responsabile del servizio protezione e prevenzione dell'azienda, Mirko Molon, avrebbero dovuto effettuare allacciamenti interni a terra nella giornata di ieri. Sull'incidente stanno indagando i tecnici dello Spisal. Ci sono gravi carenze di personale, è l'allarme del Presidente della Corte d'Appello e della Procura Generale di Venezia. Stiamo tirando il massimo, ma se ascoltassero le nostre richieste potremmo davvero volare. Lo ascoltiamo. Noi riusciamo a ridurre le pendenze sia civili che penali in tutto il distretto veneto e anche nella Corte di Venezia. Abbiamo però soprattutto Tribunale Ordinario di Venezia gravissime scoperture nel personale amministrativo e nei magistrati. Se ci fossero date le risorse che non abbiamo e che competono ad altri, non a noi magistrati, cioè compete ad altri darcele, noi potremmo volare. Invece navighiamo lentamente, spostandoci lentamente anche se verso la meta. Questa è la fotografia della situazione attuale della Corte d'Appello alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, cui per la prima volta prenderà parte il Ministro alla Giustizia. Proprio a lui verranno rivolte 2 richieste per far fronte a una situazione che denunciano da troppo tempo. Rivisitare le modalità di definizione dei concorsi, perché secondo noi occorre trovare la possibilità che c'è di assegnare le sedi in numero esattamente corrispondente solo al numero dei vincitori. C'è poi una seconda proposta. Si possa verificare se attraverso la legislazione speciale per Venezia si possa introdurre un'indennità anche modesta legata alle sole effettive presenze per chi lavora negli uffici lagunari. Venezia è unica nel suo genere, comprese le estreme difficoltà logistiche. Siamo gli unici sul territorio nazionale che trasportiamo i fascicoli per via acquea. Per trasportare i fascicoli per via acqua abbiamo 2 motoscafi di cui il Ministero paga le spese di gestione, ma in questo momento non abbiamo motoscafisti. E quindi l'auspicio è che il Ministro Nordio, che ben conosce la specificità della città, si attivi in tal senso. Non sono migliori i numeri della Procura. Una carenza di personale amministrativo pari al 40% e una carenza di personale di magistratura che si sta aggravando e che vedrà in agosto una presenza solo del 50% dei magistrati previsti dall'organico, che è di 11 sostituti, un procuratore generale e un avvocato generale. E domani Antenna 3 trasmetterà in diretta l'inaugurazione e l'apertura del nuovo anno giudiziario 2023 dalla Corte d'Appello di Venezia. La cerimonia dunque di inaugurazione, l'appuntamento è per le 9:45 con un'edizione straordinaria della nostra prima edizione. A Treviso ora, dove è arrivato oggi il Ministro Nordio, il tema degli organici troppo scarni in procure e tribunali ha toccato ovviamente anche questo tema, lo ascoltiamo. Come Ministro e anche come parlamentare del territorio, la mia energia è prioritariamente orientata proprio per risolvere o perlomeno per ridurre queste criticità. Il grido d'allarme che arriva dalla Corte d'Appello di Venezia a poche ore dall'inaugurazione dell'anno giudiziario non coglie di sorpresa il Ministro della Giustizia Carlo Nordio,
che ha posto il tema degli organici dei tribunali ridotti all'osso in testa alle sue priorità fin dal momento della nomina. Il Veneto è stato molto a lungo trascurato su questo. Le carenze di organico e le difficoltà anche della polizia penitenziaria, oltre a quelle degli uffici giudiziari, sono note, ma nel Veneto sono particolarmente accentuate. E quindi come ministro, ripeto, e come parlamentare del territorio farò di tutto perché vengano colmate. Il lavoro del Guardasigilli va dunque in questa direzione e veneti, oltre a Nordio e al sottosegretario Andrea Ostellari, sono anche il neo vicepresidente del CSM Fabio Pinelli e il presidente della Commissione Giustizia della Camera Ciro Maschio. Il fatto che vi siano molti veneti è in parte frutto di una coincidenza e in parte anche una sorta di compensazione del destino, perché il Veneto è sempre stato trascurato, ecco, in questo settore. E quindi, poiché, come abbiamo parlato prima, un po' di giustizia distributiva magari accidentalmente in questo mondo si realizza, questa volta abbiamo un po' colmato quelle che erano le lacune del passato. Quanto al colloquio di 3 ore con Giorgia Meloni, il ministro liquida la domanda con un sorriso e una battuta. Io credo che le fotografie che sono apparse sui giornali siano più significative di qualsiasi commento. La cronaca ci porta a Vittorio Veneto, si è affacciato alla balaustra e si è puntato un coltello alla gola. È accaduto nella notte tra giovedì e venerdì, voleva farla finita, un ultra ottantenne che vive solo a lanciare l'allarme a alcuni vicini di casa che hanno allertato i carabinieri. Provvidenziale l'intervento immediato dei militari dell'Arma che hanno iniziato a parlare con l'anziano nella strada. Mentre uno lo rassicurava, cercava di calmarlo, l'altro carabiniere, dopo aver verificato che la porta d'ingresso era chiusa, ha rotto il vetro della finestra e lo ha raggiunto disarmandolo. L'uomo è stato poi affidato al personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso. Ed ora siamo in via Milani, fuori dal supermercato Ali, dove un 78enne è stato colto da arresto cardiaco e è stato salvato dai dipendenti del supermercato grazie al defibrillatore. Ci siamo assicurati che avesse polso e dopo abbiamo deciso di operare col defibrillatore perché il signore non respirava e perdeva sangue da naso e dalla bocca. Sono stati attimi concitati a salvare un 78enne colto da un arresto cardiaco i dipendenti della Li di via Milani. L'uomo aveva appena caricato in auto dei sacchi di pellet e stava riportando il carrello quando all'improvviso si è accasciato a terra. Ad accorgersi di quanto stava accadendo l'ha detto la sicurezza del supermercato, che è subito uscito per aiutare l'anziano. L'ho preso appena in tempo, proprio questione di secondi, e l'ho preso di peso e l'ho portato su un posto dove si poteva operare più, diciamo, dove c'era più spazio. L'uomo era a terra incosciente e non dava segni di vita. Altri dipendenti sono usciti per aiutare l'anziano. Appena ho visto la situazione che era molto grave, e il cliente ha perso sensi e ho operato subito facendo il massaggio cardiaco, spogliandolo prima di tutto e facendo il massaggio cardiaco, chiedendo l'aiuto del defibrillatore, che siamo in possesso, e dopo 15 minuti di massaggio cardiaco il cliente ha iniziato a respirare. All'arrivo dell'ambulanza l'uomo era stabile, aveva ripreso conoscenza personale, spiega il direttore che è stato preparato per queste emergenze. Tutti i nostri negozi hanno il defibrillatore e tutti i nostri colleghi, cioè una parte dei nostri colleghi fa anche il corso di primo soccorso e anche per l'utilizzo del macchinario, insomma. La più bella notizia l'hanno ricevuta dai familiari. Poi sono venuti a dirci che è fuori pericolo. Max evasione nel settore dell'edilizia, l'operazione della Guardia di Finanza di Treviso. 4 imprenditori denunciati e il sequestro di beni per 1.100.000 euro, ovvero la somma risparmiata evadendo il fisco. Il blitz della Guardia di Finanza nelle scorse ore, il settore è quello dell'edilizia e delle ristrutturazioni, una frode messa in atto per 4 anni, dal 2014 al 2018. Un meccanismo fraudolento consolidato è messo in atto dalle 4 società coinvolte. Di queste 3 avevano il compito di emettere false fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, quindi lavori mai eseguiti, in favore di una quarta società, di una quarta impresa che le ha poi contabilizzate e è riuscita ad ottenere dei risparmi di imposta, quindi evasione in materia di imposte dirette ed IVA.
Fatture false per oltre 2 milioni di euro. La Procura di Treviso ha chiesto e ottenuto dal giudice delle indagini preliminari un decreto di sequestro preventivo pari all'ammontare delle imposte evase. I finanziari trevigiani quindi hanno dato immediata esecuzione al provvedimento di sequestro. Disponibilità bancarie di 2 autovetture, di un immobile in provincia di Vicenza e di partecipazioni societarie. Il caso aveva avuto risonanza nazionale, lo ricorderete, regalò una banana marcia al compagno di squadra, Cherif Traoré, durante un pranzo di Natale della squadra. Ivan Nemer, pilone della Benetton Rugby, 11 presenze con la nazionale azzurra, è stato squalificato sino al 30 giugno 2023 per l'episodio che fu denunciato dallo stesso Traoré sui social, facendo scoppiare una bufera. La squalifica è stata decisa dal Tribunale della Federazione Italiana Rugby dopo un patteggiamento nel quale è prevista anche la partecipazione di Nemer a un percorso di formazione e sensibilizzazione. Il razzismo non ha e non avrà mai alcun ruolo nella mia vita, come non dovrebbe averne nella vita di ognuno di noi, ha detto il giocatore. Sono rammaricato dalla stupidità del mio gesto. Quanto accaduto non mi rappresenta. Siamo a Mestre ora con le immagini. Si parla di autonomia e i dubbi di Confindustria. Questa mattina il convegno organizzato dagli industriali a Venezia alla presenza del ministro Calderoli e dei governatori di Veneto e Campania. Vediamo cosa è emerso. Qualche riflessione la dobbiamo fare. Quando abbiamo pensato a 23 materie erano 22 anni fa. Il mondo si è trasformato. Il tema dell'autonomia entra prepotentemente nel convegno organizzato a Venezia da Confindustria su transizione e sviluppo, con gli industriali che invitano a riflettere con serietà sul percorso delle riforme istituzionali, con particolare riferimento alla richiesta del Veneto dell'autonomia sulle 23 materie. Si diceva commercio con l'estero, porti, aeroporti, grandi reti di trasporti, navigazione, coordinamento della comunicazione, produzione e trasporto dell'energia. Su queste materie dobbiamo fare qualche riflessione. Se ha veramente senso di nuovo ridurla a una microgestione o tenerle a livello nazionale. Entra nel dettaglio il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro. L'autonomia va fatta, dice, ma in maniera intelligente. Non si può fare tutto, io sono un po' scettico sulle 23 temi, sulle 23 materie, alcune secondo me abbiamo avuto evidenza anche dopo la crisi energetica, dopo la pandemia, che vanno quantomeno al limite trattate a livello nazionale, se non altre anche, e parlo di energia, a livello sovranazionale, mentre su alcune cose potremo andare incontro a un maggiore efficientamento burocratico, snellimento dell'amministrazione, tutte quante queste cose che poi danno anche maggior spazi di sviluppo alle imprese. Tante le sfide di problemi urgenti da affrontare, incalza il leader di Viale dell'Astronomia, rivolgendosi nell'auditorium delle procuratie vecchie al ministro Calderoli e ai governatori di Veneto e Campania. Noi non possiamo permetterci, in una discussione molto seria come quella che stiamo affrontando, di minare la coesione nazionale. Perché io non vorrei che regioni e paese si dividano in una discussione sulla devoluzione. È un rischio che dobbiamo evitare ad ogni costo. Questo paese non si può dividere, ha dei problemi urgenti da affrontare. E l'autonomia non divide il paese, così il presidente Luca Zaia. Ascoltiamo anche che cosa ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. A me non risulta che i paesi che hanno l'autonomia si siano spaccati, pensate alla Germania, gli Stati Uniti, la Svizzera, o peggio ancora abbiano avuto una recessione economica. Se gli industriali chiedono di escludere dal percorso dell'autonomia differenziata alcune materie, nella fattispecie quelle che riguardano l'energia, il presidente Zaia va avanti per la sua strada tracciata ormai da anni, all'indomani del referendum sull'autonomia, aprendo alle modalità, alla forma più che alla sostanza. Siamo assolutamente d'accordo rispetto al tema della gradualità nell'ottenimento delle materie, però è pur vero che tutto questo è scritto in Costituzione, non è una nostra invenzione. Disponibile al confronto, si è detto da subito il ministro Calderoli, il paese non si spacca, ribadisce l'iter è noto, ogni regione potrà scegliere per le funzioni per le quali chiedere maggiore autonomia. Ci sarà un governo che deve rispondere sì o no, un Parlamento che esprime un parere e poi alla fine un voto a maggioranza assoluta del Parlamento. Si chiama differenziata proprio perché va
gestita e portata avanti con grano salis. Unità per il sistema scolastico che deve essere nazionale, unità nelle prestazioni sanitarie, ribadisce invece il presidente della Campania Vincenzo De Luca, per il quale i livelli assistenziali delle prestazioni devono essere definiti da un organo tecnico terzo. Per quello che riguarda la Campania, noi siamo per dare una lettura dell'autonomia differenziata in termini di burocrazia zero. Agli imprenditori non interessa sapere chi ha la competenza su questa o quella materia, interessa avere tempi rapidi di decisione e certezze. Replica Zaia: se il Sud oggi è la rappresentazione dell'Italia a due velocità, non è per colpa dell'autonomia ma del centralismo. Torniamo a parlare della giornata della memoria con le immagini ora alla caserma Cadorini, il campo di concentramento di Monigo. Questa mattina la commemorazione delle vittime alla presenza del ministro Nordio. Domani a Sant'Artemio 4 pietre d'inciampo saranno posate per altrettanto 4 persone che sono state deportate ai campi di sterminio. Le autorità militari e l'amministrazione comunale di Treviso hanno voluto che questa caserma diventi luogo pubblico di memoria per onorare le decine di migliaia di persone a cui furono inflitte gravi sofferenze fino alla privazione della vita. Non solo la feroce macchina di sterminio nazista, il campo di concentramento di Monigo alla caserma Cadorin, dove trovarono la morte 200 internati, di cui 53 bambini, ricorda nella giornata della memoria che l'orrore si è fatto spazio ovunque. Violenza e prevaricazione che hanno però un contraltare. Nel campo di Auschwitz I vi è il patibolo dove fu impiccato Rudolf Höss, che era il comandante di Auschwitz. E questo ci ricorda che accanto alla cattiveria, alla malvagità umana, vi è alla fine anche la giustizia. Autorità civili e militari per la deposizione di una corona d'alloro alla lapide che commemora le vittime. Un monito intergenerazionale, proprio perché non si ripresentino situazioni contro l'umanità. Noi dobbiamo continuare a lavorare da un punto di vista culturale, investendo nelle future generazioni, nei più piccoli, che vivono in pace fin dal primo giorno della nascita. Evidentemente gli adulti sono coloro che generano ancora conflitti nel mondo, quindi non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare ad investire sulla pace. Domani, per volontà di Istresco, Comune e Provincia di Treviso, nel parco di Sant'Artemio, di fronte al Palazzo della Presidenza, ci sarà la posa di 4 pietre d'inciampo. Posizionare queste 4 pietre di inciampo che ricordano 4 pazienti del Sant'Artemio deportati durante il periodo della guerra è un momento che renderà memorabile e quindi che dura nel tempo questa celebrazione. E nel giorno della memoria gli alpini di Breda di Piave hanno fatto conoscere agli alunni delle scuole medie la storia di una penna nera concittadina dispersa nella ritirata in Russia. Tutti quelli che non hanno dato segnale della loro presenza per noi sono dispersi, quindi ufficialmente lui è stato dato per disperso. Giuseppe Bardin, classe 1919, disperso nel 1943 sul Don durante la guerra in Russia, del quale si sono ritrovate le tracce molti anni dopo, grazie alla apertura degli archivi sovietici dopo la caduta dell'Unione. L'iniziativa nasce dalla scoperta casuale di un alpino disperso in Russia. Attraverso il gruppo, alcuni componenti del gruppo ci siamo attivati per dare la giusta memoria a questo soldato. Una giornata della memoria molto singolare, quella organizzata dal gruppo Alpini di Breda di Piave, che con il sostegno dell'amministrazione comunale ha dato vita a una iniziativa che ha coinvolto classi terze delle scuole medie Galileo Galilei, che hanno conosciuto l'affascinante storia del concittadino scomparso. Presso il cimitero di Breda, dove ho scoperto praticamente che c'era una piccola lapide intestata a lui, con una breve ricerca che è andata a trovare i familiari che in qualche modo abitano ancora in comune di Breda e in città di Treviso. Abbiamo approfondito la questione tramite l'archivio storico di Treviso, la parrocchia di Breda e l'anagrafe di Breda, e così è sorta questa iniziativa qua. Seconda tappa dell'iniziativa sarà quella di portare gli alunni del Galilei il prossimo maggio al Bosco delle Pennemozze di Cison di Valmarino, che insieme agli alpini di Breda assisteranno alla posa di una stella in ricordo del soldato ritrovato.
Ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia. Ben ritrovati, ripartiamo dalle previsioni del tempo. Sarà un weekend particolarmente freddo con il generale Giancarlo Iannicelli. L'anticiclone atlantico va riacquistando la scena, quindi si espande su di noi e, come evidente dalla carta del tempo, sarà sempre più in forza proprio su tutte le nostre zone. Questo vuol dire sistemi perturbati lontani, nettamente a nord delle Alpi, quindi tempo stabile, cielo sereno, anche se nelle primissime ore, soprattutto domani, potremo avere qualche stratificazione di nubi, ma nulla più, poi il cielo si rasserena, il sole alla meglio, e così anche domenica. Per lunedì avremo di nuovo una piccola infiltrazione, quindi un po' di nuvolosità, qualche nevicata sì sui rilievi per lunedì, però sui versanti esteri, e poi di nuovo cielo sereno che ci accompagnerà praticamente per tutta la prossima settimana. Naturalmente con il passare dei giorni potremo avere qualche fenomeno di banchi di nebbia durante le primissime ore, però ripeto, poi il sole avrà senz'altro la meglio. Temperature sono ancora -1, -2, anche -3 gradi le minime nelle prossime 24-48 ore, poi si stabilizzeranno intorno a -1. Le massime pure caleranno, 6-7 gradi per domani, dopodomani, e poi scenderanno a 4-5 gradi. D'altronde questo è il periodo, al di là della leggenda, siamo nei giorni più freddi dell'anno, quindi a fine gennaio. I venti appunto sono deboli, con qualche rinforzo dai quadranti settentrionali. L'Alta Adriatica è previsto mosso, magari temporaneamente molto mosso, ma il moto ondoso è in attenuazione. È tutto. Siamo alle notizie di Belluno e provincia. Partiamo da Longarone. Safilo si dice pronta a chiudere lo stabilimento nonostante i ricavi in crescita, pensate, dell'11%. Immediata la reazione di sindacati e lavoratori, assemblea e sciopero. Che faremo tutto quanto il possibile per la salvaguardia di questa fabbrica, anche blocchi stradali, anche proteste il più eclatanti possibili, perché non possiamo neanche pensare di perdere questo stabilimento. Clima teso, rabbia, volti scuri. Safilo, per bocca della D. Angelo Trocchia, ha dato mandato al proprio management di esplorare soluzioni alternative per lo stabilimento di Longarone. Tradotto, si chiude. Il colpo di mannaia è stato sferrato ieri sera con un comunicato sibillino al termine di un incontro all'unità di crisi della regione convocato dall'assessora Elena Donazzan. Il stabilimento è stato costruito con i soldi di 2000 morti. Con i soldi di 2000 morti è stata costruita questa baracca qua. E ieri abbiamo assistito a una replica del disastro del Vajont, perché se facciamo una computazione di tutti quanti i lavoratori che sono usciti fuori dagli stabilimenti di Longarone, non siamo tanto distanti. Più di 470 lavoratori attualmente occupati, nei tempi d'oro furono 1300, 500 ai posti persi nel 2019 durante la crisi finanziaria profonda del gruppo. Ma Longarone è un unicum rispetto alle altre aziende. Nello stabilimento ci sono i reparti di galvanica e di verniciatura. Qui si è sempre avuta una produzione di qualità e di eccellenza. Oggi a botta calda la prima e ineludibile decisione delle organizzazioni sindacali che hanno convocato l'assemblea dei lavoratori e proclamato lo sciopero. Questa qui è una tragedia. E se noi andiamo a fare i conti rispetto a quello che è successo negli ultimi 4 anni, ma rispetto anche a quello che è successo in uno stabilimento qui vicino, mi riferisco alla Diab, qui abbiamo perso centinaia di posti di lavoro. Quindi oggi quest'area qui può diventare un problema serio legato anche a un problema sociale. Noi troviamo incomprensibile questa scelta imprenditoriale e lo combatteremo con tutti i mezzi fino alla fine. Quello che chiediamo è che con noi si schieri sia il presidente della provincia, che è anche il sindaco di Longarone, ma anche il presidente della regione Luca Zaia, ma più fortemente ancora il governo italiano, perché anche nell'emblema di questa azienda qui lo dice chiaramente che è una lavorazione fatta in Italia. La Regione è a disposizione per supportare una soluzione industriale a garanzia dei posti di lavoro, l'ha detto l'assessore regionale Elena Donazzan. Il nostro impegno, scrive, sarà orientato a tutelare e valorizzare le produzioni e i posti di lavoro anche in stretto raccordo con i ministeri competenti. Da Palazzo Piloni invece il presidente Padrin, sindaco di Longarone, dice: dobbiamo convincere l'azienda a rallentare quanto più possibile questo processo.
La speranza era sempre quella che si potesse risolvere la questione. Ora è arrivata questa che è una mazzata, non dico imprevista e imprevedibile, però sicuramente non me l'aspettavo in tempi così veloci. Sorpreso ma non del tutto Roberto Padrini nella sua doppia veste di sindaco di Longarone e presidente della provincia di Belluno. La crisi Safilo era nota nonostante annunci mirabolanti che prevedevano la trasformazione dello stabilimento di Longarone in un gioiellino. La storia di Safilo è una storia ultracentenaria. Fu la prima occhialeria a insediarsi in Cadore alla fine del 1800 e una delle prime a stabilirsi qui nella zona industriale di Longarone. Chiudere lo stabilimento che Safilo costruì grazie ai fondi del Vajont rappresenta una doppia tragedia, anche morale. È un brutto colpo anche dal punto di vista morale, perché Safilo è stata una veramente delle prime aziende che si sono insediate all'interno della zona industriale, quindi è chiaro che anche dal punto di vista morale, affettivo, anche storico, è un bruttissimo colpo, anche perché rappresentava un po' un simbolo della rinascita di Longarone. Ora, spiega Padrin, bisogna fare buon viso a cattivo gioco e guardare in faccia la realtà, per quanto cruda sia. E qua parliamo del futuro di quasi 500 famiglie, sono numeri veramente molto molto grossi. E state già pensando a dove questi 500 lavoratori potrebbero essere ricollocati? Ma è un lavoro che insieme all'azienda, con il mondo sindacale, con l'assessore Donazzan abbiamo cercato già di prendere in mano, e ora vediamo se riusciamo in tempi rapidi di trovare un ricollocamento di questi, soprattutto all'interno del settore dell'occhialeria, ma non solo. Siamo a Cortina, ora l'hotel Miramonti chiuso per mancate norme antincendio. In queste ore l'importante decisione del prefetto, l'hotel potrà riaprire con alcune prescrizioni, dunque il sindaco di Cortina è pronto a revocare l'ordinanza di chiusura. Signor prefetto, come sta evolvendo la questione relativa al Miramonti? Allora, con soddisfazione dico che si sta chiudendo. In che modo? Dal mio punto di vista positivo. Un'oretta fa abbiamo avuto io ed il sindaco di Cortina il parere tecnico da parte del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. La proprietà, recependo la nostra interpretazione della normativa, ha proposto delle misure di autolimitazione, cioè andrà a chiudere, cioè a non utilizzare parti di albergo che però sono fonti di pericolo incendio. Per esempio l'autorimessa, mi pare di 300 metri quadrati, la spa, i saloni nei quali si svolgono manifestazioni di pubblico spettacolo, per cui continuerà ad esercitare l'attività alberghiera ma non potrà fare feste. Il parere è favorevole a condizione, ed è un'ulteriore misura, di adottare una serie di prescrizioni ulteriori. Forse ho dimenticato un'altra misura di autolimitazione, la limitazione della capienza. Sarà ridotta di 45 posti. Può sorridere la Camera di Commercio dopo essersi vista dimezzare le quote versate dalle aziende, ha potuto rimpinguare le proprie casse grazie a due successi che garantiranno gli investimenti. Parte con il botto la presentazione per il 2023 della Camera di Commercio. L'ente ha infatti vinto il contenzioso aperto con il governo con la pronuncia sulla norma che voleva che i soldi del tagliaspese fossero dati alle casse dello Stato. I 6 milioni accantonati e mai versati tornano così nella disponibilità dell'ente, che già quest'anno ne investirà 1 in promozione del territorio. Non li abbiamo mandati e ho detto quando ho iniziato questa partita che se ci costringevano mi incatenavo davanti alla Camera di Commercio. Sono soldi delle imprese che devono rimanere nel territorio. L'altro successo è aver risolto il contenzioso con Cassamarca per il mancato trasferimento della sede trevigiana da quella attuale alla cittadella costruita dall'istituto bancario. Degli 8 milioni accantonati ne verranno pagati solo 2,7. Nel 2023 verranno spesi in provincia di Belluno oltre 21 milioni, parte in gestione dell'ente, ma ben 7,5 in promozione del territorio. Molte le voci di spesa, dal turismo alla transizione ecologica,
dal rischio spopolamento a un progetto per prevenire la possibilità di infiltrazioni mafiose in vista degli appalti per Cortina 2026. Con il recupero delle gare di Coppa del Mondo maschile, Cortina torna ad essere capitale dello sci alpino. Il sindaco Gianluca Lorenzi sottolinea la grande attesa di tutta la cittadinanza ampezzana per i prossimi giorni di competizione sulle tofane, ringraziando la Fisi per una fiducia che dimostra come Cortina sia il luogo giusto per la organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Dal sindaco arriva inoltre un invito ai cittadini di Cortina ad assistere alle gare, perché lo sci ha aggiunto e gli sport invernali in generale sono parte della cultura e della tradizione del territorio. E nella chiesa di San Rocco ieri sera il vescovo Renato Marangoni ha celebrato la Santa Messa nella ricorrenza di San Francesco di Sales, a 100 anni dalla sua proclamazione a patrono dei giornalisti. Parlare col cuore, secondo Verità nella Carità, ha detto Monsignor Marangoni, che all'omelia ha citato il messaggio che Papa Francesco ha diffuso per la 57esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali. La funzione religiosa è una tradizione che si perpetua anche a Belluno grazie all'iniziativa dei colleghi dell'Unione della Stampa Cattolica in collaborazione con il sindacato dei giornalisti. Questa era la nostra ultima notizia, come sempre in chiusura siamo alle previsioni del tempo. Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona serata, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. L'ultimo weekend di gennaio e gli ultimi giorni del mese si preannunciano tipicamente invernali e con il bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato evidenzia una situazione decisamente buona con tanto sole e cielo sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento sui monti ma innocuo. Non mancheranno le gelate notturne. È di grado 3, cioè marcato il pericolo di valanghe sulle Dolomiti. Temperature minime tra lo 0 e i meno 4 gradi, massime invece tra 5 e 8 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà poco nuvoloso. Soffierà bora moderata sulla costa e sulle zone orientali della regione. Temperature minime intorno a meno 1-2 gradi, massime sui 5-7 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà prevalentemente soleggiato con alcune nubi basse nelle valli al mattino. Temperature minime sotto zero, massime sui 5-6 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.